No, it's fine. Abbastanza ambiguo, ma it's alright. Ok, and we are back live con il Collective Atmosfera. Siamo dal vivo dall'XYZ Creative Center, c'è stato un piccolo drop nella connessione, ma we are back, dal vivo, e alla fine dell'episodio di oggi magari potete condividere dei prossimi appuntamenti, delle date, in modo che così chi è la prima volta che vi scopre o vi ascolta, insomma, possa poi potervi seguire nel mondo reale, fuori da qui. Cosa dici? Ci ascoltiamo un altro disco? Ok. Alright, let's go. Che dischetto mettiamo? Allora, so che hai portato anche qualche 45 Sì. giri. Io andrei sul 45 giri. Questo? Io andrei sul 45 Questo? giri, proprio quello che hai tirato fuori. Ok, allora qui c'è il tuo adattatore per Ah no, quello non serve. Guarda. Oh, that's cool. Guarda, hai visto? Go for it. John Paul Young. Ok, fantastic. Love is in the air. Benissimo. Allora, vai. Mettiti a 45 giri and let's enjoy it together. Io intanto ti prendo la cover così la mettiamo in condivisione dal vivo. Questo disco come l'hai scoperto, Gianni? Questo disco, allora, l'ho scoperto più di 20 anni fa, 30 anni fa forse, sì. Allora, il buon Lucchino DJ, Ok. Lucchino, ha cominciato un set Ok. con questa canzone, Ok. versione originale, Sweet. e l'ho cercato finché l'ho trovato. Sì, perché i dischi ho cominciato da poco Ok. sì, da poco, ormai sono 6 anni ormai. Però insomma si fa sempre fatica a trovare dischi, Come la tua ghianda della glaciale. soprattutto quelli sì. vecchi, fa sempre tanta fatica. Quindi questo qui l'ho trovato. Beh, tu per sempre 45 adesso, adesso c'è è il mio. vinile. Adesso è mio. Alright, Adesso è let's mio. enjoy it. Ok, you go, you press play. Noi siamo dal vivo dall'XYZ Creative Center in beautiful Conegliano, Italy. Questa sera ospiti G-Love e Marco dell'Atmosfera Collective. Enjoy! Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, love is in the air. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes.
Alright. Questa è veramente una chicca, Sì. devo dire. Love is in the air. E Luchino aveva aperto con Ha questo... aperto il set Le Plaisir. Ok. Le Plaisir, Luchino aveva aperto il suo set. Ti ricordi con- che anno era? Che periodo era? Anni 90, Yeah. metà anni 90, sì, fine anni 90. sì. Fantastic. Sì. Beh, allora diciamo, ci stiamo addentrando pian piano verso la parte conclusiva del bellissimo episodio, insomma, di questa parentesi che abbiamo passato assieme. Volevo chiedervi cosa avete in serbo per i futuri eventi? Che cosa bolle in pentola? Avete qualcosa, qualche nuovo format, qualche idea, qualche serata, qualche nuovo progetto che sta... Allora, a parte l'estate, comunque, che Sì? ci saranno sicuramente delle cose da fare. E... Intanto se volete seguire G-Love e Marco con tutto il team di Atmosfera, trovate in sovraimpressione il loro handle di Instagram, rimanete sintonizzati, troverete tutte le informazioni riguardo alle future date, progetti, updates, no? Quindi take note, sintonizzatevi. Allora, diciamo che per noi la chiusura dell'estate con poi l'apertura dell'inverno sarà sicuramente comunque il Viva Festival, Ok. che si terrà a Nervesa, nel parco dell'ex Villa Bidasio, se non erro, e che saranno 18, 19 e 20 settembre. Faccio parte dell'organizzazione, con allora il fondatore Alessio, che appunto risalutiamo che qui stasera non c'è, lui è il fondatore con tutti gli altri. Io sono entrato da quest'anno effettivamente con loro, il venerdì sera verrà lasciato a noi, ci sarà molto probabilmente una sorpresa della domenica, e quindi comunque saranno 3 giorni molto intensi, 3 giorni molto impegnativi che poi si rivedranno in vari generi musicali, perché venerdì sera ci saremo noi come Atmosfera, il sabato sarà hip hop con dei contest, hip hop trap con dei contest, e la domenica la sorpresa del mattino, il pranzo di mezzogiorno e la festa di colori con Radio Peter Pan, quindi saranno 3 giorni belli pieni. Wow! Chiuderemo un'estate che secondo me sarà meravigliosa e apriremo un inverno dove sicuramente ci hanno appunto, come dicevamo prima, riconfermato comunque gli amici di SoundLab, quindi per noi saranno delle date molto importanti. Poi avremo i nostri soliti piccoli club e i nuovi eventi a cui stiamo lavorando, insomma, che per il momento non voglio dire niente, un po' anche per essere un po' scaramatico. Ce lo racconterete quest'autunno. Esatto. Quando ci Dopo rivedremo. l'estate. Così abbiamo la scusa anche di tornare, dai. Sì, volentieri, siete l'estate, sempre dopo benvenuti, l'estate. è sempre piacevole, anche perché l'altra volta quando siete venuti a visitarci, buona parte della nostra audience non vi conosceva e ha avuto modo di, insomma, così mettere le dita nell'acqua per quello che erano i vostri progetti creativi, le vostre selection musicali, gli eventi che state organizzando. E quindi proprio riposizionarvi all'interno di format come Off the Record era proprio in linea con questo, cioè sì, dare la farci possibilità conoscere ancora di più. a chi di voi ci sta ascoltando, si sta godendo questo show da casa o dal palmo della mano, di poter conoscere delle realtà nuove. Questa è l'idea principale e questo è ben volentieri il tempo che dedichiamo per poter supportare, no, progetti come i vostri. Allora, direi che possiamo selezionare un ultimo disco, Gianni. Ok. Cosa dici? Per chiudere in bellezza la serata. Intanto ti Va- ridò la cover di vado questo bellissimo 45 con un altro giri, con un altro che è 45, fantastico. Un'altra piccola Sì, perla, sentiamo che direi altra di sì. perla ha 45 portato. giri. Sono anch'io un grande fan dei 45 giri, infatti c'è una piccola selection della nostra collezione di 45 giri proprio lì dietro, ma devo dire che... Comunque dicevo, l'ho promesso l'altra volta, Sì. te lo prometto anche questa volta, Sì. però la prossima volta porto qualche piccola perla anch'io. Ok, Permetto, Marco, va Anche benissimo. lui è un collezionista. That's perfect. Sì. Allora sono questi qua sono gli Spargo. Ok. Gli Spargo sono un gruppo olandese. Hai una cover che la Sì. condividiamo? Sì. That's lovely. Eccola qua. Fantastic. E loro li abbiamo sentiti io e Silvia, che Ok. ringrazio sempre, per radio. Ok. Per radio, una traccia super disco fine anni 70, è stata in classifica negli anni 80, prima in classifica in Olanda, Belgio, Ok. come traccia disco proprio Ok. disco, e anche in Italia non si è comportata male.
Fantastico. Adesso L'ho copiato, me lo sono comprato anche io. Per non sbagliare. È bello però comunque quando trovi una copia di un disco in vinile, no? Anche se dovesse crollare l'universo streaming, se non dovesse esserci, no, Tu ce li hai. Io so che ce l'ho ce li- lì, è la cosa più bella e più importante. Sì, È vero? Sì. Lì. Vederli lì, i dischi è sempre... Qual è la cosa che preferite di più di quando vi prendete magari un momento per ascoltarvi un disco o qualcosa su vinile? Vai. Vedi? Vai. Cioè, secondo me, cioè, almeno a mio parere, poi ripeto, io compro anche jazz e quant'altro, eccetera, eccetera, però il fatto che comunque tu te lo stai ascoltando, come ti arriva il suono è una cosa diversa, cioè nel senso tu puoi avere il lettore CD, la chiavetta, qualsiasi altra cosa, ok, però come ti arriva il suono del vinile e sapere che poi tu ce l'hai lì dentro il tuo armadietto, sul tuo mobiletto, cioè è una cosa che secondo me ti ripaga tutto il resto. Poi a un certo punto cioè, ti rendi conto che quando hai comprato il primo sei già arrivato a averne più di un tot di Sì. numero. Però comunque è bello, cioè, nel senso, sai che ce l'hai lì, non è una cosa che devi ascoltare ogni giorno, però sai che quando hai voglia, ok, vero, c'è YouTube, Spotify e quant'altro, ma non è la stessa cosa, cioè non è la stessa emozione, poi comunque vedere il disco girare ha tutto un suo fascino. È un insomma. momento, no? È una Un momento esperienza. intimo, Un momento intimo, anche quando lo vuoi cercare quel disco, perché non è che i dischi che comunque cadono dal cielo, quindi sai che mai stai 3-4 ore davanti magari al PC a cercare finché li trovi e aspettare quel momento che ti arriva fisicamente in mano, hai l'ansia, no? Quando ti arriva il pacco con dentro, che sai che dentro c'è quel disco lì, è gusto, Sì. è proprio gusto. Tu per sempre. Sì, è mio. Alright, allora ascoltiamoci questo bellissimo ultimo 45 giri e poi magari diamo qualche update, sui vostri prossimi eventi prima di salutarci, ok? Ok. Let's enjoy! Questa sera ospiti il team di Atmosfera Collective live dall'XYZ Creative Center in Beautiful Conegliano, Italy. Baby, can't you see? I want to talk it over. Baby, you and me will find the four-leaf clover. Baby, can't you see? I want to talk it over. Baby, you and me will find the four-leaf clover soon. Walking through the rain, feeling so much better. Wash away the pain, trying to forget her. 'Cause you know what she said. Baby, can't you see we're not good for each other? Baby, you and me can play mother and father. I just can't be free when you're saying what's the matter. Baby, you and me, we just cannot be together. Ow, baby, can't you see? I want to talk it over. Baby, you and me will find the four-leaf clover. Baby, can't you see? I wanna talk it over. Baby, you and me will find the four-leaf clover soon. Walking through the rain, feeling that I miss you. I knew you were gonna miss me. Got a lot of pain, 'cause I can't be with you. But you can with me, oh yeah. One day you will see. You got to show your emotion, give your heart to me. We'll love each other with devotion, yeah. Now I see Now you see. we are birds of a feather, baby, you and me. We just got
All right. What a trip, man. Ah, bellissimo. I like it very much. Thank you. Questa è stata proprio una bella selection. Io ragazzi mi prendo un minuto per ringraziarvi per esserci venuti a trovare e aver condiviso insomma un qualcosa di arricchente che fa capire un attimo, ecco, quello che è il DNA del progetto che state portando in vita. E a me fa sempre piacere perché insomma un conto andare in un locale, immergersi in un'esperienza che magari lì per lì conosci poco, e invece vedere il dietro le quinte che poi può arricchire, dare un'esperienza completamente diversa a chi forse verrà a vedere i vostri prossimi eventi. Speriamo. Anch'io per voi. Ci speriamo. Assolutamente sì. Parlando di prossimi eventi, cosa avete in serbo? Su cosa possiamo rimanere sintonizzati? Intanto io, per tutti voi che ci state seguendo, metto in sovraimpressione anche i vari dei vostri progetti. Allora, venerdì siamo in fattoria didattica a Nervesa, ok? Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. Il 22 maggio saremo a Povegliano, appunto alla festa, non mi sfugge adesso come si chiama, comunque. Troveremo gli update sul vostro sito. Troverai sicuramente, saremo lì comunque nel chiosco con tanti amici. E poi abbiamo la data del 5 giugno sul Barocco del Conegliano, e l'altra data del 6 a Santa Lucia di Piave, e poi altre date che sicuramente arriveranno, che sicuramente condivideremo con gli amici, e basta. Poi stiamo lavorando ad altre cose, comunque c'è una continua ricerca dei contatti, dei locali. Per fortuna qualcuno ci sta anche contattando, quindi quella è la cosa, un po' più bella, quando qualcuno ti chiama, qualcuno ti piccole cerca. Lì vuol dire che insomma il progetto funziona e insomma comincia a avere un buon seguito. Poi insomma chi fosse la prima volta che vi segue oggi ha il modo di farlo, perché insomma saprà come mettersi in contatto con voi. Quindi ragazzi, che dire, io vi faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie mille, Andrea. Continuate così. Grazie, sono ansioso di insomma scoprire insieme a voi quelli che saranno i prossimi capitoli evolutivi di questo bellissimo Speriamo di progetto dartene Atmosfera. tanti. Poi sicuramente comunque faremo anche qualcosa assieme. Ma sì, guarda, io quando riesco ad incastrare le cose, insomma, se ci si riesce a organizzare per tempo, sempre ben volentieri, insomma, ecco. Quindi grazie nuovamente a tutti voi, Grazie anche a te, un ringraziamento grazie a tutti. Grazie a per tutti, esservi grazie. connessi, per aver così speso qualche momento in allegria, ascoltando della buona musica, scoprendo delle realtà nuove, dei progetti nuovi. Potete rivedere questo episodio on demand quando volete, connettetevi con tutti i membri della crew, perché poi comunque dal loro account Instagram potete andare a scoprire l'universo di chi questa sera non è qui presente, ma che contribuisce, ecco, alla bellezza di questo progetto. Rimanete sintonizzati, noi saremo live come sempre sul canale di YouTube Mozilla Official, on TikTok, Instagram, Facebook, and of course our headquarters on YouTube. Ragazzi, che dire, mettiamo qualcosa in sottofondo per lasciarci, e a tutti voi alla prossima, un saluto, Ciao a tutti. ciao. Ciao a tutti. Bye.